Amici di Sportisimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genuso pronto per commentarvi questa bellissima sfida playoff Serie B che vede scendere in campo Mister Palermo e Drago Acireale. Una partita che si prospetta veramente incredibile, per ora c'è tanta musica, tra l'altro dietro di noi, quindi insomma ci sentirete forse un po' piano, ma adesso ecco, qui sì che ci cominciamo a sentire anche molto molto bene. Una partita che si prospetta sicuramente incredibile per entrambe le formazioni, perché bisogna partire sicuramente dalla gara di andata, perché finita 0-0, ricordiamo, però la squadra dopo questi 40 minuti di tempo effettivo deve uscire vincitrice, insomma non ci sono altre soluzioni. Una squadra oggi pomeriggio andrà al turno successivo e sarà o il Milan o la Cireale, insomma non si può veramente che attendere questo verdetto incredibile. Noi adesso approfittiamo di questo piccolo momento di pausa all'interno della partita perché vogliamo presentarvi anche i precedenti di queste formazioni, perché sì, la è fino a 0-0, però insomma in campionato il Mister è arrivato a 39 punti, terzo posto, quinto posto per la Cireale con 3 punti in meno, e poi l'andata è fino a 3-2 invece per quanto riguarda in campionato. Chiaramente per la Cireale il ritorno invece 3-3 proprio in questo campo per il Mister. Insomma è una squadra, sono due squadre che oggi vorranno però sicuramente ribaltare quelli che sono i pronostici, perché c'è tanto equilibrio nelle 3 partite giocate, 2 vittorie per 2 pareggi, scusa, e poi una vittoria invece per i catanesi. Vediamo già subito il quintetto, perché c'è sicuramente Vedovelli con la 11, con la 20 abbiamo Longo, poi in porta Tornatore. Nel frattempo c'è però un minuto di silenzio, adesso qui continueremo anche con le formazioni e i due quintetti, ma tanto C. Adesso anche il metodo di silenzio è terminato, continuiamo con le formazioni, perché dicevamo la Cireale intanto in porta sente Tornatore, poi vediamo Darrigo con la 25, poi Vedovelli con la numero 11, poi vediamo invece con la 20 dicevamo Longo, dall'altro c'è invece La Torre, Murò, Di Maria, La Barbera e Di Liberto. Questo sarà il quintetto di Mister Cappello oggi squalificato. E dunque il primo tocco sarà quindi per la Cireale, che inizierà questa bella sfida. Ricordiamo, la posta in palio è veramente altissima, più alta di così non si può, almeno per questo turno chiaramente. Poi è chiaro che chi vincerà potrà continuare il proprio sogno, ma nel frattempo inizia anche la partita, quindi con Darrigo, adesso scarica subito su Vedovelli che punta Di Maria, adesso scivola La Torre nel frattempo da quella parte, poi Tomacchio cerca un tocco sul compagno, va giù invece La Barbera che gioca da centrale, quindi quello che è sicuramente il posto dell'Aria, che oggi parte dalla panchina. Fiducia per La Barbera che sta attraversando un gran momento di forma, per chi ha seguito chiaramente le ultime partite, mi riferisco anche al match contro il Cus Palermo, dove ha fatto veramente un gol molto molto bello dopo un bel recupero palla di Liberto, una delle sue classiche giocate. Di Maria che non sta giocando quindi da centrale, bensì da laterale, perché centrale c'è appunto La Barbera, poi dall'altro lato invece c'è sicuramente Murò, e La Torre gioca come terminale offensivo. Anche per lui gol nella sfida contro il Cus, ma non è l'unico a segnare, perché anche Mendola ha segnato. Insomma una prestazione super quella del Mistral, che ha recuperato contro un ottimo Cus. Comunque La Torre che sicuramente cercherà di esplodere con il suo mancino. La Barbera finta contro finta, sceglie di andare sull'esterno, però buona la chiusura difensiva da parte di Vedovelli. Poi c'era anche in realtà Tomacchio che si è messo lì con il corpo a dire non ne bisogna far passare nessuno. Andrà proprio Tomacchio,
D'Arrigo, Vedoveli, gancio felpato, adesso avanza con la suola, Di Maria lo guarda da lontano, non vuole fare un tackle, vuole guardarlo per poi capire forse quali saranno i movimenti successivi nelle prossime azioni. Quindi tanto fase di studio al momento in questo inizio, ma era un po' da aspettarcelo. Sono passati infatti solamente 1 minuto e 20. Tanto palla di Tomarchio per Vedoveli, che forse Di Maria si era un po' addormentato perché questa palla era proprio vicino a lui. Questa sì che era una bella palla per il numero 11, che non ci è arrivato, però insomma bella idea. Di Maria si appoggia, Muro, la Barbera, Muro che sta giocando a destra, solitamente lo vediamo anche un po' giocare sulla fascia opposta per rientrare sulle piede forti, adesso invece forse può essere che è un momento magari. Di Maria intanto, punta, c'è Muro, i compagni, scambio con la Torre, palla incollata sulla suola, poi Di Maria cerca proprio un cross più che un passaggio messo in mezzo, e poi Tomarchio si arrabbia un po' con Vedovelli, forse perché non voleva che ci fosse tutto questo spazio per il Mistral, e dunque si riparte con una rimessa laterale quando sono passati adesso 2 minuti, aspettiamo 2 secondi, saranno 2 minuti, adesso sì, sono 2 minuti, sono passati, intanto pressione alta di La Torre, Tornatore cerca una palla lunga di Liberto quasi da libero, cerca pure la porta, la blocca infatti Tornatore, però c'era stato un fischio, ovvero la palla era terminata in out. Nel frattempo continuiamo con la nostra presentazione perché il trio arbitrale è il signor Francesco Cicogna dalla sezione di San Donati Piave, abbiamo Fabio Cortese di Parma, scusa. Tanto Marchio cerca la porta e subito risponde attento di Liberto, poi il tacco di Di Maria, forse poteva giocarla meglio qui il capitano del Mistral, e dicevamo come crono invece un siciliano, Claudio Martinico di Marsala. Insomma, prima vera occasione della partita capitata sui piedi di Tomarchio, che ha subito sfidato di Liberto, poi nel frattempo ottima la chiusura di Di Maria su Longo, e in panchina forse l'uomo più atteso, ovvero Musumeci, scivolata perfetta di Tomarchio. Anzi no, chiusura è Marletta, non Tomarchio, un piccolo errore. Intanto Di Maria cerca la conclusione, va sul mancino, apparecchia per Muro, adesso deve puntare l'uomo, Muro destro-sinistro, va sul mancino, poi si appoggia la Barbera, centrale La Torre, fa sempre un gran lavoro, ma anche giorno c'è nulla. E dunque si riparte quindi con Longo, D'Arrigo, c'è dall'altro lato Marletta che fa adesso il movimento, Muro alle spalle, viene attaccato di Liberto, va a chiudere attentamente. Ecco che però si alzano ben 4 giocatori, poi pure Tomarchio, che ci eravamo confusi un attimino per Marletta, il 14, piccolo errore nella lettura. D'Arrigo cerca lo spazio, vuole dialogare con Longo, alza questa palla, poi salta di testa Di Maria, mette tutti d'accordo La Torre, passaggio troppo lungo, non ci può arrivare Muro, vicino lo sguardo l'oggi tecnico in secondo, ovvero Gianluca Isgro. Tornatore può avanzare, vediamo se calcia perché poteva esserci forse la possibilità. Longo apparecchia per Marletta, destro-sinistro, va sul mancino e non sbaglia Marletta, che sblocca subito il risultato e fa 0-1 dopo soltanto 3 minuti e mezzo. Ed è doccia freddissima per il Mistral, ma effettivamente era la Ciriale ad essere partito meglio in questa partita, e qui subito dimostra il motivo per cui si è partita meglio, facendo anche gol. E quindi Muro adesso deve essere lui il giocatore capace di prendersi la responsabilità sulle spalle. Vedoveli viene anticipato da Di Maria, va dietro Di Liberto, Di Maria, gancio, palla in campo, suola, Di Maria si autolancia, campo però che è terminato. Nel frattempo Longo sta allungando il campo, permettendo anche alla Barbera di avvicinarsi a Di Liberto, quindi un po' schiacciando quella che è la difesa del Mistral. Torna bene, Tornatore, centrale, poi ottimo il lavoro di La Barbera,
Ottima qui la giocata per uscire dalla pressione di Liberto, addirittura un sombrero, poi di testa sbaglia tutto, D'Arrigo! E la palla non qui, la palla era nettamente fuori, Marletta ci aveva provato, infatti sorride un po' con la Barbera, palla chiaramente fuori, ma un'altra grossa occasione per la Cireale che sembra veramente essere messa meglio in partita, poi calcia ancora, insomma è la terza volta che si arriva da quelle parti. D'Arrigo non è riuscito a centrare la porta, però insomma praticamente tutti i calciatori tranne Longo in realtà hanno già trovato la porta, o meglio la possibilità di calciare, non la porta. Di Maria lascia lì la Barbera, Di Maria, gran lavoro con i piedi qui da parte del capitano, dall'altra parte c'è Muro, sta chiamando i compagni, forse vuole chiamare uno schema, vediamo. Di Maria, la Barbera, tocco centrale, adesso si appoggia da Muro, vediamo se fa la sua solita giocata, sceglie l'interno, Barbera velocizza un po' e dà il pallone a Di Maria, la torre di prima, la Barbera, bella idea verso Di Maria e poi Tornatore esce benissimo e si va a bloccare quella palla. Marletta, D'Arrigo, classe 2000, la torre di testa con il petto Di Maria, deve appoggiarsi, D'Arrigo dà un po' di fastidio, ma non c'è fallo, addirittura anche l'ultima a toccare. Poi cambi, credo, vediamo, no, ancora no, ma credo che manchi poco però ci sarà sicuramente un cambio per il mister, perché credo di aver capito che entrerà Mendola per, penso, la torre. Intanto gran lavoro di Longo, si gira molto bene Longo e poi Di Liberto comincia sul suo show, leva questo gran pallone dalla porta, si era girato molto molto bene qui Longo. Sarà quindi calcio d'angolo, nel frattempo rimane un po' più indietro D'Arrigo che potrebbe prendersi questo pallone, ma Marletta sta guardando attentamente i compagni, infatti va proprio da D'Arrigo che calcia e Di Liberto la tocca e forse tocca anche un po' la traversa. Nel frattempo si riscalda anche dell'area che credo possa entrare per la Barbera, un po' il ruolo è quello effettivamente, quindi insomma non credo di stare inventando nulla. Poi dentro questa palla di Vedoveli, ma Marletta non ci è arrivato perché credo che Di Liberto l'abbia toccata e infatti proprio così, insomma già Di Liberto ha contribuito almeno a salvare forse 2/3 gol praticamente. Tornatore deve avanzare, non ha fretta perché al momento il risultato è favorevole alla Cireale. Fa centralmente di prima D'Arrigo, qui brutta secondo me l'impostazione della giocata da parte dei catanesi che hanno provato a uscire sì, però forse non al meglio. Intanto fermato Muro, D'Arrigo si riporta, è un 3 contro 2, Longo scivola però, poi la Barbera vuole battere subito, però c'è prima un cambio, la torre per Mendola, infatti questo era il primo cambio che avevamo ipotizzato ed effettivamente è anche avvenuto. Intanto è entrato anche Tomarchio al posto di, credo, di Longo, perché non lo vediamo più. Vedovali non vuole fare girare Mendola, sbaglia il passaggio, Tomarchio destro-sinistro dell'area, perfetto, tutto al posto di La Barbera. Muro sceglie l'interno, apre il campo, trova Mendola, sovrapposizione ottima di dell'area, nasconde la palla e poi Vedoveli con gran contrasto e riesce anche a guadagnare la rimessa laterale, quindi bella giocata da parte del numero 11 che effettivamente qui fa tutto un gran bel lavoro. Vedoveli molto elegante, palla al piede di prima D'Arrigo, c'è un buco gigantesco, Vedoveli può mettere sul secondo palo, la tira ancora in campo, poi cerca invece a rimorchio l'arrivo di Carli che sono entrato adesso al posto, adesso vediamo di chi, di Marletta che non vediamo più, sì, quindi Longo e Marletta sono usciti per Tomarchio e Carli. D'Arrigo aggancia e calcia addosso a Muro, poi ci arriva anche Di Liberto a ridosso, poi se la prende un po' con Carli che forse l'ha un po' spinto. Muro finta su Vedoveli, vuole lo spazio dell'area che però non si era preso il campo a sua disposizione. Mendola fa sporterata con Tomarchio, lavora molto bene di fisico, poi Muro deve puntare lui la difesa, poi il tocco a sporcare la Cireale e comunque rimessa a Mistral con Mendola subito
non c'è un momento di pausa, sono passati 7 minuti e mezzo, ma veramente interruzioni sono state praticamente pressoché zero. Muro per Di Maria che deve calciare, forse non con tanta intenzione, lo fa adesso, nuovamente una ribattuta, poi Di Liberto, ma come sempre un gran lavoro, Tomarchio, mano. E poi Di Maria si arrabbia un po' con Di Liberto, dice forse di passare quella palla e di non provare questo genere di occasioni, però Di Liberto solitamente le fa e solitamente le fa anche molto molto bene, quindi è anche un modo un po' per rompere gli schemi dell'aria per Muro che guarda negli occhi Carli, lo punta, cerca una palla mancina ma ancora deve accendersi. Muro, per lui stagione impressionante, ma non è chiaramente una novità, un giocatore così è veramente incredibile per queste categorie. 41 gol stagionali. Muro va sul destro, murato, ed è anche calcio d'angolo perché la palla dovrebbe essere uscita sulla linea di fondo. E poi Di Maria chiama forse uno schema. Palla però ancora non è arrivata, quindi insomma piccolo momento di pausa, forse il primo. Di Maria, Mendola va a tirare col compagno, viene subito pressato Longo, poi Dell'Aria, bella idea dopo il contrasto. D'Arrigo non è uscito ancora almeno per un istante, poi Mendola Tornatore, ma non c'è riuscito, poi Di Liberto di testa quasi come un libero praticamente. Tanto è entrato Cantarella al posto di Vedoveli, quindi Cantarella dovrebbe giocare da laterale, però insomma vediamo, forse si posizionerà più in zona pivot. Carli mette subito in mezzo questa palla, Dell'Aria fa un gran lavoro, poi palla tra il pubblico oggi come sempre numeroso per assistere al match. Tomarchio va dietro, D'Arrigo, Cantarella sceglie soluzione mancina di ritorno ancora di Liberto. Cosa ha preso? Sarei trovata praticamente all'ultimo, però secondo me qui Cantarella deve fare molto molto di più perché impatta col mancino ma non impatta benissimo. Tomarchio, D'Arrigo, finta di calciare, Cantarella va sul destro, intervento di Muro, calcio d'angolo. Cantarella col sinistro regala Dell'Aria, deve ripartire il Mistral, c'è il largo Di Maria, ma anche Murosi Di Maria, scelta sbagliatissima però. Va Tomarchio battere, sistema la palla e poi con la punta la regala a Di Liberto. Il tempo va giù Dell'Aria, non c'è nulla però. Muro, guarda Cantarella, adesso si appoggia da Dell'Aria. Dell'Aria perde il contatto col pallone, ha provato. D'Arrigo, Cantarella, c'è la sorpressione dei compagni, si torna però dietro sempre da D'Arrigo, mi sbaglia tutto. Di Maria con l'Etno si appoggia, Dell'Aria rientra bene, poi l'appoggio, Di Maria palo! E questa è tanta sfortuna però per il Mistral, che ha avuto la palla del pareggio con il capitano Di Maria, non l'ha sfruttata al meglio, ma che bella palla di Dell'Aria. Nel frattempo Fuentes penso sarà il prossimo cambio. Muro apre tutto per Mendola, di ritorno verso Muro che scivola un po' ma non ci sarebbe comunque arrivato. Cantarella, pressione molto alta da parte dell'Aria, si va dito da Tornatore che allontana la palla direttamente da Di Liberto, però secondo me adesso inizia a esserci un po' di paura per la Gireale perché non è il primo pallone che viene gettato in avanti. Mendola la controlla un po' in difficoltà, in mezzo a due c'è anche la pressione di D'Arrigo. Muro, Di Maria con quasi un blocco cestistico, andare un po' a dar fastidio. Dell'Aria, palla che passa, ma non ne favorisce però un compagno e dunque rimessa laterale. Vediamo se entrerà Musumeci, il capitano che era fortunato nel match di andata.
Anticipo di Dell'Aria, poi Mendola in mezzo a due Tomarchio, gran giocata, poi trattenuta, si continua, Cantarella va sul sinistro, ottimo Di Maria, poi scivola Tomarchio e va a prendere la palla a Mendola. Adesso si gioca tanto su ritmi alti, intensità e anche poi Di Maria, magia qui, Di Maria mezzo un secondo palo, aveva seduto letteralmente il suo avversario. E poi dentro Tosto, che giocata di Di Maria comunque qui, arriva l'avversario, lui tocco morbidissimo per saltarlo. Insomma, quando hai quel tipo di qualità le devi dimostrare e lui lo fa ogni partita, anche perché poi Di Maria è uno di quelli che non esce mai dal campo, quindi insomma. Ma Di Maria che impatta, non benissimo, Tornatore, palla lunga verso Tosto di Rimberto ancora, come un tir. E poi cambio, entra Marletta per Carli. Bisogna recuperare il pallone, lo fanno adesso. Con Marletta, va dietro D'Arrigo, non è uscito nemmeno un istante il cervello di questa squadra. Poi appoggio ancora facile per Marletta. Viene murato all'ultimo da Muro. Adesso Fuentes appena entrato al posto di Maria. Gancio di Dell'Aria, contrasto Dell'Aria ancora alla meglio, Dell'Aria va giù, un po' spinto. Forse qui ci poteva anche stare, perché allora il fallo secondo me non è stato troppo pesante, comunque non è stata una spinta eccessiva, questo è vero, però in ogni caso si è aiutato con due braccia, quindi insomma quando spingi con due mani a volte potrebbe essere sanzionato, insomma qui forse poteva anche starci. Muro, Dell'Aria, Fuentes vuole girarsi Mendola, l'ultimo tocco per solo di D'Arrigo. Quando si riscalda la torre credo che possa entrare lui al posto di Mendola, è un po' la classica staffetta che vediamo più e più volte. Si va dietro, Fuentes, bell'aggancio, Muro, destro-sinistro, sceglie il mancino Muro, non inquadra la porta, però lo sta scaldando il piedino Muro. Quando mancano 8:31, veramente pochissime pause intanto, ma giù Dell'Aria, forse spinto subito Meda di Liberto. Nel frattempo si sta riscaldando credo Musumeci perché si è alzato. Dell'Aria, Fuentes la tiene lui, poi lungolinea su Mendola, però il campo è finito, tanto è entrato in campo anche Longo, quindi il quintetto adesso è D'Arrigo, tornatore in porta chiaramente D'Arrigo, Marletta, Longo e Tosto. Marletta del gol dello 0-1, poi intanto Longo vuole l'anticipo Dell'Aria, fa un gran bel lavoro, Mendola di prima, Muro la tiene con il tunnel e non passa, poi sterzata Mendola, la tiene sotto la suola, si appoggia da Di Liberto, adesso rilancio lungo per Dell'Aria che aveva provato una giocata veramente complicata, tanto fuori Mendola dentro la torre, nel frattempo Dell'Aria è rimasto giù, viene soccorso in maniera molto molto sportiva dal portiere. Si ritorna in campo, quindi Marletta prende spazio D'Arrigo, lui invece preferisce andare lungo da Longo, però c'era la Barbera che lo stava guardando, infatti proprio dentro Thomas La Barbera, fuori Dell'Aria che ha fatto forse un inizio un po' complicato, poi andando avanti un po' con i minuti secondo me ha alzato molto la sua prestazione, trovando anche un grande assist per Di Maria, ma secondo tanta sfortuna non ha permesso
al capitano di segnare. Intanto Marletta si lavora, rimpallo, la Torre la tiene lì, poi scivola sul più bello. Fuentes ancora non si è acceso invece il numero 10. La Barbera punta l'uomo contro Marletta, la Barbera la finta passa, la Barbera esterno, ottimo, la Torre deve calciare, la Torre non lo fa, si dimentica un po' il pallone, poi Fuentes allarga, Muro cerca una palla orizzontale molto complicata, Fuentes la tiene lì, poi l'appoggio da Torre, ottimo invece l'idea verso Muro, ce l'ha trovato la Barbera allo spazio, Muro calcia! E poi la paratissima di Tornatore, forse c'è stata una deviazione però, perché per come è andato il portiere credo che quel movimento lo fai solo se viene deviato all'ultimo, però insomma che parata. Muro con il Tosto, una pallonata, Muro ancora, Marletta, rimpallo sulla Barbera, arriva anche Torre di testa, tocca Fuentes. Al tempo i due numeri 8, Muro e Tosto, insomma non hanno fatto amicizia nelle ultime azioni. Tornatore, Tosto, la Torre va subito a pressare, poi palla alta, buttata in avanti di Liberto, come sempre a velocizzare il gioco. Intanto con cambio la Torre, adesso lo commentiamo, la Torre va sul destro, vuole calciare, D'Arrigo ancora una volta. È entrato in campo Vedoveli nel frattempo, al posto di Tosto, insomma forse aveva notato che qualche problema ci fosse stato con Muro e anche forse per mettere un giocatore un po' più difensivo probabilmente. Muro, gran giocata come sempre di Muro, che però non inquadra ancora la porta, ma insomma lo sta scaldando questo destro. Poco fa ha fatto un tiro secondo me ottimo, ma un super tornatore chiaramente si è messo davanti e ha negato il possibile pareggio. Intanto di prima D'Arrigo, da Torre ha fatto un ottimo movimento, nel frattempo Di Maria è pronto a entrare perché forse per la Barbera, la Torre va giù, fallo di D'Arrigo, vediamo se c'è il cartellino, no, allora abbiamo visto, se non sbaglio, mister Isgro dire qualcosa alla Barbera, quindi forse potrebbe esserci un cambio proprio con la Barbera che potrebbe lasciare il terreno di gioco per Di Maria, e in questo caso centrale potrebbe o rimanere Fuentes o farlo lo stesso Di Maria, insomma bisogna capire poi. Sicuramente non Muro o la Torre, chiaramente. Tanto calcio di punizione, la Torre, uno schema, si allarga, ma Muro per la Barbera sul primo palo, attentissimo Tornatore. Quando mancano 6 minuti la Barbera va dietro, Muro deve cercare una delle sue giocate, sceglie l'interno, passaggio di prima, deviazione, si dà un tocco con il braccio, però non c'è nulla. Fuentes, la Torre in mezzo a due, deve passare, non riesce, Vedoveli è molto veloce, scivolata ancora e poi prova con la punta, era un po' complicata, ma comunque Di Libertore in porta. Fuentes sbaglia tutto, poi cerca di riconquistare la palla, la Barbera, gran giocata, suola la Barbera, contrasto di Marletta, va sul mancino, apparecchia, Vedoveli, forse stava subendo anche un fallo, poi non se l'è preso, D'Arrigo per Longo che deve puntare, scivola un po' la Torre, D'Arrigo ancora, lo guarda Muro, poi il tacco di Marletta era giusto, la Torre pensa forse un attimo anche la conclusione, poi la Barbera di ritorno ancora per la Torre che deve calciare col destro. Non è il suo piede, si vede, però nel riscaldamento col destro gli ha bisogno fare un tiro impressionante. Nel frattempo fuori Marletta che è un po' arrabbiato, forse non voleva uscire dentro Carli. Si ferma Carli, mancino, Longo, la Barbera subito a tamponarlo, poi commette fallo. Giusto anche il non dare il cartellino giallo, perché in precedenza anche D'Arrigo ha fatto un fallo secondo me anche un po' più da giallo rispetto a questo, quindi
Però comunque gara molto molto corretta al momento tra Mistral e Drago Cireale. D'arrivo Carli, di ritorno, grande idea per D'arrivo, ancora Di Maria, super, è entrato al posto di Murò. Di Maria, Fuentes, c'è stato intanto un altro cambio con l'ingresso di Musumeci, non è Gaetano Musumeci ma Luigi Fuentes, punta all'uomo, palla centrale, Di Maria, calcia adesso, doveva forse farlo prima Vedoveli, palla che passa poi con l'esterno, ancora Fuentes, tutto regolare, Fuentes salta al primo e poi viene falciato da dietro, questo match ci sta, poi La Torre! Il pareggio di La Torre! Però secondo me c'è un fallo grande contro la casa prima. Anche Murò, che credo sia durato nel suo riposo forse 20 secondi. Poi, insomma. Allora, dicevamo, secondo me c'era un fallo gigantesco quanto una casa su Fuentes. L'arbitro, secondo me, in maniera un po' errata ha fatto continuare. Poi Nisal è stato fortunato perché nella continuazione la palla è rimasta lì e La Torre col sinistro è letale. Però secondo me c'è un errore dell'arbitro, perché lì deve fischiare il calcio di punizione. Musumeci va dietro da D'Arrigo quando mancano 4 minuti alla fine della prima frazione. Vedoveli va dietro, si appoggia. Di Maria, Carli si appoggia da Musumeci, palla incollata sul piede, poi viene chiamato D'Arrigo che, come diciamo, non è uscito nemmeno un istante e capiamo anche il motivo. Se c'è una gran partita, Di Maria chiude, poi l'appoggio, ecco l'anticipo di D'Arrigo ancora una volta col sinistro, trova la palla per Carli, poi calcia Vedoveli, tiri Berto, poi scivola La Torre, Tornatore, super, Carli allarga, Vedoveli, salta l'uomo Di Maria, cosa ha preso Di Maria? Mamma mia che partita! Allora si lamentavano perché si chiedeva che il Tornatore fosse, tanto va Vedoveli, ancora di Liberto e poi la palla entra in porta, dal nulla Vedoveli fa 2-1. Mistral si lamenta perché stava discutendo col direttore di gara, Marcinelli invece ha battuto rapidamente e Vedoveli ha fatto un tiro non irresistibile. Di Liberto poteva fare secondo me molto molto di più. Non si ritorna in campo, diventa il time out, però un piccolo momento di pausa. Diciamo, forse in precedenza il Mistral si lamentava per un tocco irregolare di Tornatore, credo. Da qui però non si è capito bene. Bisogna, secondo me, riguardare un po' le immagini, come diciamo sempre, non possiamo dare per certo quello che abbiamo visto, perché chiaramente in presa diretta da questa prospettiva non si capisce, insomma, non possiamo dire una cosa che non sappiamo chiaramente, quindi ci atteniamo semplicemente a dire riguardiamo le immagini, solo questo, non possiamo fare altro chiaramente. Nel tempo si torna in campo quando mancano 3:25.
con la torre sul collo di la torre, la Barbera di Liberto, Di Maria e Muro, Musumeci, Vedoveli, Carli, D'Arrigo e Tornatore. Altro quintetto. La Barbera va dietro da Di Maria, la Barbera ancora. Di Maria, 1-2 con la Barbera, viene fermato Di Maria ancora e controtempo viene preso la torre. Poi Di Maria fa un cenno di intesa proprio alla Barbera perché l'idea gli è piaciuta di questo 1-2 rapido centrale. Muro anticipato all'ultimo, Di Maria, Di Liberto. Il lancio lungo, palla morbidissima, la torre mette giù questa palla, ancora lotta alla torre! Tornatore super! Ma che giocata aveva fatto comunque la torre e che palla gli aveva dato Di Liberto, perché ok, l'aggancio è meraviglioso, ma la palla di Liberto secondo me è stratosferica perché gli è data perfetta lì, pronta per essere controllata, insomma. Di Maria dietro da Di Liberto, però troppi secondi. Un errore che non deve essere fatto però in una partita così. D'Arrigo, la torre subito a pressare. La torre quando pressa è veramente una spina nel fianco. Vedoveli, tacco, Carli, pressione di Muro, poi di prima D'Arrigo non perfetto, Di Maria forse poteva controllarla, Carli ancora, Musumeci trova Vedoveli, anzi no. Muro, in difficoltà Di Maria, c'è la Barbera è scivolata e qui la palla era uscita, si è anche salvato secondo me il miss. Mancano 2:10 alla fine del primo tempo, che era veramente tanto divertente. Di Maria con il tacco l'allunga, Muro potrebbe arrivarci, no. Tornatore allo spazio, se calcia. Chiama uno schema, accenno, nessuno ci va. Arriva adesso, poi Vedoveli con Di Maria, l'ultimo tocco del capitano del Mistral con Vedoveli che chiama subito i compagni, dice di nuovo, quindi probabilmente è andato al portiere, infatti così è. Tornatore avanza, guadagna qualche secondo importante. Vedoveli di prima, bella idea, Carli la controlla, spinto un po' da Muro, poi Vedoveli ce la trova lì per calciare, fuori la Barbera dentro dell'area intanto, e poi fuori Carli mi sa per Tomartio, vediamo. D'Arrigo, Vedoveli, ottima palla, geniale per questo mancino di Musumeci che l'aveva anche preso secondo me molto bene, sembrava a collo pieno. La torre un po' solo, la torre cerca il passaggio su Di Maria che salta l'uomo Di Maria, fermato da un super D'Arrigo ancora una volta. Sarà quindi calcio d'angolo, va in mezzo forte Di Maria con Tornatore che allunga in rimessa laterale con Muro pronto a battere, mancano 1 minuto e 09, poi secondo tempo, sempre qui ricordiamo in esclusiva dell'aria. Di Maria, adesso Muro rientra e poi viene fermato, scivolato D'Arrigo, Di Maria fallo De Gianni, che infatti dice subito giusto, non si lamenta nemmeno Di Maria, chiaramente sa di aver commesso fallo. Con D'Arrigo che dice questo a Vedoveli, dice io la palla te la volevo dare, non sono riuscito. Intanto Riecco in campo Mendola per questi ultimi 50 secondi, tempo effettivo chiaramente. Al posto di La Torre la classica staffetta a 2.
Poi Di Maria sta discutendo col direttore di gara, dice falla è giusto, nulla da dire, chiaramente molto sportivo. Musumeci va sul destro, non è la stessa cosa del mancino. Di Liberto va a lungo per cercare Mendola, bello qui l'aggancio, vuole girarsi in Mendola, lo fa molto bene Mendola, tornatore, cosa ha preso? Ma che giocatona di Mendola. Quando mancano 35 secondi alla fine del primo tempo, c'è ancora tutto il tempo per trovare altre azioni dell'aria dietro da Muro, buono l'aggancio, va sul mancino, lo salta Muro ancora, tornatore con la mano di richiamo, insomma, e qui tornatore credo che almeno 4-5 parate le abbia fatte oggi, importanti. Va Di Maria che alza ancora il braccio, uno schema dietro per Muro che può calciare, va giù, calcio di punizione. Poi dell'area vuole battere subito, però sono tutti davanti, insomma non lo può fare più. Qui tutta l'intelligenza di Muro, perché ha visto essere un po' ritardo sul pallone, allora si è messo davanti, poi chiaramente si va a prendere questo fallo importantissimo perché concede una punizione che potrebbe dire tanto quando mancano 25 secondi alla fine del primo tempo. Gara, ripetiamo, molto divertente, 1-2. E va Muro che va di forza e poi la paratissima ancora, ma forse c'è stata una deviazione prima, ci ha provato. Mancano 24 secondi, un'azione cestistica, direbbero gli amanti del basket. Muro, ottima idea per Di Maria, largo ancora, si chiedeva un poco col braccio ma D'Arrigo era girato, quindi è giusto non fischiare nulla. Di Maria ancora alza la palla per Dell'Aria, bello qui l'aggancio, adesso sinistro, ci andrà sul sinistro, Dell'Aria ancora fermato, rimessa laterale, 6 secondi, adesso deve secondo me il Mistral dare il pallone a Muro e Muro deve calciare. Muro, 5 secondi, 4 secondi, Muro va sul mancino, Mendola ha avuto la palla del pareggio, non l'ha sfruttata però ancora il Mistral, era tutto solo Mendola. Non era messo bene con il corpo, questo è il motivo per il quale non ha tolto la porta qui Mendola. E poi finisce anche il primo tempo, 1-2 il risultato, che partita meravigliosa. Noi intanto vi ricordiamo di rimanere sempre qui connessi perché solo qui in esclusiva sui giornali sportivi inizia il secondo tempo della partita. Dopo sono passati 8 mesi, innumerevoli emozioni, innumerevoli gol, innumerevoli vittorie. Siamo arrivati all'ultima partita di questo campionato di eccellenza. Sarà l'ultima di una stagione fantastica per il Licata, sarà invece il capitolo prima del rush finale per il Camarat. Oggi si decide molto, oggi passa molto da qui, dal video di Marco. Benvenuti da Gabriele Rispetta. Oggi Camarat Licata, prima contro seconda. Prova a girare il pallone qua con grande tacco, se ne va a Pisciotta. Occhio allora a Baio che mette subito il pallone al centro con l'arrivo da Lupo. Uno schermo umano Valenti a dire di no. E Privitera che mette questo sinistro al centro, tutti a vuoto, arriva Minacori, una bomba che arriva dalle parti di Banfi, fuori misura però. Andare riferimenti fissi alla difesa del Camarat, occhio a questo pallone che arriva al centro, lo stacco, Banfi! Perfetto. Privitera, pallone al centro, lo stacco e la traversa. Che signor Mastro Simone non c'erano gli estremi per il calcio di rigore. Di nuovo palla al centro dell'area in rovesciata, addirittura ha provato
Manfred. Riancio qua a cercare Pisciotta che viene però anticipato, spunta Marchica, comunque buono, Marchica prova il tiro, Valenti non trattiene, Pierce fermato sul palo, il pallone, ancora Pierce prova a girarsi, incredibile! Cross al centro, ancora Valenti, poi vorrebbero un tocco con il braccio, i ragazzi del Camac sono tutti a protestare, invece Marchica che va largo a destra, ancora Pisciotta prova a mettere il traversone dove può arrivare Lupo, ma c'è l'autogol! Ovviamente non l'ultima per il Marsala che avrà ancora i playoff sicuramente, occhio a questo pallone che passa, sempre Minacori, guarda la porta, prova il destro Manfred! Poi di Romana, va dove c'è Pisciotta, può distendersi il Camarat, Pisciotta, Guadalupo. Grande passaggio del 7, ancora Guadalupo, è dentro l'area di rigore, Guadalupo mette al centro, al rimorchio non arriva però nessuno. Adesso occhio, prova Osvaldo, deviazione, Pierce ha girato con Guadalupo, era in fuorigioco. Può andare con il cross al centro, tutti a vuoto, Bennici evita il calcio d'angolo da rimessa. E allora ancora Bennici, al centro deve staccare, Mirabelli lo fa. Poi Anario mette giù Flores, riesce a girarsi e poi il sinistro fuori misura di Miki. Camanat, poi Pierce appoggia, avvicina a lui c'è Guerrero, ancora pallone buono per Pierce che può andare, Pierce tu per tu col portiere, Pierce spreca la grande occasione, fa l'errore di Giulione, può andare quindi Guerrero è in aria, Guerrero la passa, Pierce a vuoto, ancora palla buona, la rimessa finisce qui, il Camarat è l'unica squadra ad aver battuto il Licata, e il Camarat da Miracoli chiude. Amici di Sportisiri, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti al comunale di Bagheria. Questa è Bagheria Partinico Audace, gara valida per il 30° turno del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Corre in avanti verso Mistretta, Pennisi ci mette il piede, poi ancora Pennisi può armare il destro, Calderaro calcia, pallone che termina docilmente tra le mani di Polizzi, prima occasione, Caronia sul pallone, posiziona la barriera al millimetro Crisafulli, fischia il direttore di gara, può partire Caronia calcia, pallone sulla traversa, occasione per il Partinico, gioca il numero 7, prova a salire, palla al piede, mette dentro Iezzi, prova a controllare come può, ancora Iezzi calcia! Crisafulli in calcio d'angolo. Caronia sul pallone, si avvicina Iezzi, ancora pallone verso il numero 10, messo al centro dove c'è Capitano Raimondi che di testa cerca l'altro lato, l'altro angolo, pallone che si spegne sul fondo. E ancora pallone di Trifilo, sbaglia il controllo Pizzo, pallone che torna da Trifilo che prova lo scavino, bravo Crisafulli, poi il pallone che torna in avanti in zona mistretta, Di Giorgio la mette al centro a cercare Caronia, velo di testa, poi ancora pallone a cercare Alfano finta, Crisafulli, ancora a dire no, che può calciare, viene murato dalla difesa delle Bagherie, allora Di Giorgio, Iezzi può calciare, lo fa, pallone che termina di pochissimo, alto sopra la traversa, difesa da Crisafulli, finta, pallone preso in tranquillità da Alfano, poi sbaglia qua la giocata, Calderaro può calciare, Polizzi la fa sua, accecato dal sole, Caronia la mette al centro proprio per Raimondi, pallone che resta lì, Mistretta, c'è il gol ma è fuori gioco, pallone calciato subito in avanti a cercare il movimento di Scozzari, può calciare Scozzari,
il gol al 36esimo minuto di Scozzari e c'è la dedica dopo una settimana difficile per il numero 9 che ha perso la mamma. Gol dedicato a lei e Bagheria che la sblocca al 36esimo minuto. Scozzari. Martignetti trifilò, mettere il pallone in direzione Caronia, mistretta, Pennisi allontana, poi pallone che termina fuori ed è calcio d'angolo con Pennisi che chiede al direttore di gara un intervento. Gioca subito Caronia con Di Mercurio. Di Mercurio può calciare, pallone sul palo e poi sfortunato Pennisi, arriva il pareggio al 41esimo minuto nel posto sbagliato, al momento sbagliato, il numero 5 ed è il pari del Partinico Audace che risponde subito 1-1. E ancora da Di Giorgio che chiama il movimento di Iezzi, poi la cede ad Alfano, colpo di tacco di Iezzi, mistretta largo da Di Mercurio che sfida Costa e Giglio, entrambi con le mani. Siamo tornati live intanto per commentare questo secondo tempo della sfida tra Mistral e Acireale. 1-2 risultato per chi ti fosse sintonizzato in questo istante, ma siamo sicuri che, come diciamo sempre, ci seguite fin dalle primissime battute. Mistral al momento con il seguente quintetto: Di Riberto, Murò, Di Maria, La Barbera e La Torre. Dall'altro invece vediamo sicuramente Longo, Bedoveli, Marletta, D'Arrigo e Tornatore. Inizia anche il secondo tempo, insomma sono entrambi i stessi quintetti che hanno iniziato il primo tempo, quindi insomma i due tecnici non hanno voluto cambiare nulla, comunque sta andando bene la partita, perché dal punto di vista del gioco espresso effettivamente anche il Mistral, che al momento di svantaggio sta giocando una gran partita, forse ha qualcosa da recriminare per un po' di sfortuna, perché la parata molto molto bella di Tornatore, quella sul tiro di Murò, ma anche il palo di Di Maria, insomma l'occasionissima di Mendola a 2 secondi alla fine. Sono state tantissime, forse un po' troppe, però anche Di Riberto insomma ha risposto presente con delle parate, ma su tutti, su un tiro rivolto dopo un calcio d'angolo, insomma portieri protagonisti sicuramente. La Torre difende il pallone del colle del momentaneo pareggio. Di Maria, poi Marletta tocca la palla, Muro guarda gli avversari, poi La Torre si sarebbe divolato. Mettiamo un'altra palla, un'altra azione per il Mistral, questa veramente incredibile. Muro ha fatto una giocata fantasmagorica. La sfortuna di La Torre è trovarsele sempre sul destro queste palle, perché lui è un mancino naturale, col destro ci calcia anche molto molto bene, però insomma è chiaro, calciare con il proprio piede o quello magari un po' più debole è chiaro che fa differenza. Intanto vediamo anche Nino Marra che adesso prende posizione lì negli spalti, lui che è il preparatore di portieri, il grande Nino Marra. Bedoveli, lancio lungo di D'Arrigo, bella idea verso Marletta che però fa un salto in sospensione ma non trova, chiaramente la palla era un po' complicata, ma l'idea era comunque corretta da parte di D'Arrigo che ci aveva provato a Muro a battere, però si lascia le scarpe, adesso pronto a ribattere Di Maria. La Torre, Di Maria, Muro messo un po' in difficoltà perché è una palla complicata questa. La Torre, l'aggancio, deve puntare l'uomo, cerca invece un tocco su Di Maria, liberare Muro, c'è largo la Barbera, Muro invece la continua a tenere lui. Di Maria, la Barbera c'è lo scatto, Di Maria in mezzo a due, voleva passare, era un po' complicata, poi addirittura quasi cerca la porta, Longomera
chiaramente un tentativo di allontanarsi dalla palla, nel frattempo anche Di Liberto che allaccia le scarpe. Il gioco è fermo per ora, il gioco è cronometro chiaramente, che riprende adesso Di Maria. Muro a largo, La Torre fa sportellate con D'Arrigo, c'è l'inserimento di La Barbera, palla regalata però a Vedovelli. La Torre ancora una volta ottimo nella fase di recupero. Di Maria, vediamo se punta all'uomo, guarda Marletta, stende il tackle ma lui torna dito da Muro. C'è largo La Barbera, la riceve adesso, la porta dietro, anche giù, fallo. Tutta la bravura di Thomas La Barbera, qui si prende questo pallone, si prende anche questo calcio di punizione soprattutto, che comunque nel computo totale, ricordiamo, può essere anche importante per un eventuale tiro libero, anche se è stata una gara in realtà molto molto corretta, con pochissimi falli. Se non sbaglio 3 falli da parte del Misal e 2 per la Ciriale nella prima frazione. Non metto la mano sul fuoco sui dati che siano corretti, però insomma credo siano questi. Potrebbe esserci forse un fallo di differenza, non so, al massimo uno, non credo di essermi discostato molto. Intanto palla al centro geniale di Muro con la punta, La Torre anticipato all'ultimo da Tornatore, che però vediamo sempre questo uomo sempre al secondo palo libero. La Ciriale secondo me dovrebbe difenderlo un po' meglio, perché non è la prima volta che lascia un uomo quasi completamente libero. La Torre fa un gran lavoro, va sul mancino! Cosa ha fatto La Torre? Ha nascosto la palla e sinistro chirurgico, pareggio visto. E La Torre è questo, l'avevamo detto, tutte le palle gli capitano sempre sul piede destro, ma quando capitano sul sinistro lui il gol lo fa, ed effettivamente l'ha fatto. Insomma, nemmeno mi meraviglio più, perché effettivamente un giocatore così, quando la palla ce l'ha sul piede forte, è veramente una sentenza letale, la mette lì dove il giocatore chiaramente non può mai prendere questa palla, e fa il gol del pareggio 2-2. Marletta, Vedovelli, Di Maria rischia il fallo, poi tocca ancora, e qui si è divolato Marletta. Un gol è quasi fatto, anche se c'era chiaramente Di Liberto da battere. Però il mister non deve prendere il gol subito, perché prendere un gol immediatamente dopo averlo fatto sono veramente problemi e guai. La Barbera, La Torre, si gira ancora molto bene il numero 9, La Torre ancora indemoniato Marletta, poi Di Maria destro-sinistro, ma sul destro scontro con La Torre, non c'è nulla. Poi Muro in bucata, Vedovelli, tocco morbido per Marletta del secondo palo, D'Arrigo, Di Liberto, super, poi Longo ancora del secondo palo, La Barbera, e poi Di Liberto non riesce a tenerla in campo. Il gol di D'Arrigo, esultanza con il cuore verso la telecamera, e fa il gol del 2-3. Allora non me ne voglia D'Arrigo, che ha fatto sicuramente un gol importantissimo, ma secondo me gran parte del merito è di Longo, perché da lì credo che oserei dire 9 su 10, ma quasi direi 10 su 10 avrebbero calciato in porta, invece lui l'ha messa in mezzo questa palla. Ma insomma Longo fa una giocata secondo me incredibile, ripeto, non dico 9 su 10 ma dico 10 su 10 avrebbero fatto così. Poi chiaramente D'Arrigo si è fatto trovare prontissimo su quel pallone, non è bastata la scivolata di La Barbera, dato dentro Mendola al posto di La Torre. Di Maria, insomma, come nel primo tempo, dopo il gol subito il mister ne subisce uno, insomma non bene. Fuori La Barbera dentro dell'area, vediamo come impatterà il secondo tempo. In panchina però c'è ancora un giocatore come Orlando, che secondo me potrebbe essere una soluzione più che valida. Di Liberto, Di Maria, palla sull'out di destra verso dell'area, che cerca
Una palla poi lunga, un po' complicata, tornatore subito da D'Arrigo, poi di prima Longo, magia di Marletta che salta dell'area, Marletta! E non la prende benissimo, quindi invece la porta sicuramente D'Arrigo che la sposta un po' e Di Liberto la riaggiusta. Muro dell'area, Mendola, Muro col tacco, anzi forse con l'esterno dell'area, Di Maria deve puntare Vedoveli, vediamo cosa fa, poi Di Maria cerca un tocco, forse col tunnel addirittura. Andrà Di Maria, dell'area, Muro, punta Longo, è più veloce, però lo ferma il numero 20, si riparte adesso. C'era anche un intervento irregolare, poi il taglio Di Maria, la sporca di Liberto, finta geniale dell'area, va giù Vedoveli, non c'è nulla però, Mendola, toccò per Di Maria come un treno d'Arrigo, fallo cumulativo. Uno a uno come falli. Nel frattempo è in campo tosto per Marletta, che come sempre sciupa tante energie perché corre tantissimo. E però D'Arrigo sbaglia il passaggio, l'errore non da lui. Forse D'Arrigo potremmo dire il migliore in campo in questo momento. Poi si lamenta Muro per aver fallo. Mendola, Muro, sceglie l'interno, non c'è ancora il fallo, si continua, D'Arrigo salta Di Liberto, che parata ancora, chi l'ha levata dalla porta. Poi nel frattempo Muro si lamenta ancora con l'arbitro, dice devi guardare perché qui mi fa fallo lui. Qua Di Liberto ha salvato veramente il Mistral, perché se qui fosse arrivato il 2-4 insomma sarebbe stata ancora più complicata perché la Cirena è una squadra molto molto quadrata. Nel frattempo entra in campo anche Fuentes, dialoga subito con Mendola, si ferma Fuentes da dietro verso Muro, intanto è uscito Di Maria, Muro, Fuentes, lui che ha creato il primo gol di La Torre perché è stata sua azione, Mendola destro sinistro, va da Muro, si appoggia e nuovamente Fuentes è sotto marchio, sarà il prossimo ad entrare per la Ciriale, intanto vuole passare dell'area, non passa, Longo, Mancini intelligente verso Tosto che può cercare la porta, fallo ancora, adesso è la Ciriale che ha più occasioni. Dell'area si è lamentato per qualche fallo non dato, Muro, Fuentes, stacco, non c'è nulla, anzi non c'è nessuno. D'Arrigo vuole il movimento dei compagni, Tornatore, D'Arrigo, adesso Di Liberto, palla lunga, Mendola l'aggancia con la coscia, poi c'è ancora l'ottimo lavoro, poi cerca di metterla un po' a rimorchio, un po' in realtà sul secondo palo verso Mendola, però è rimasto giù Tornatore, un po' dolorante in realtà. E vediamo cosa è successo perché non si è capito molto bene. E poi vediamo se c'è bisogno di tutto del cambio. Vediamo perché mi sa di sì. Mi sa proprio di sì, cambio tra i pali. Dovrebbe entrare Pollicano perché
Allora, effettivamente durante il riscaldamento il tornatore non si era proprio riscaldato al massimo, lasciando proprio i compagni allenarsi, lui era un po' a metà. E infatti si era capito non stesse benissimo. Adesso invece il cambio, vediamo se... No, sapete mica palla non era cambio, semplicemente era perché per regolamento, visto che fosse fuori, doveva chiaramente... La partita di Pollicano è durata letteralmente un secondo, però no, tutto ok per Tornatore, allora ok. Marletta, D'Arrigo, gran palla per Tosto, Di Liberto, scontro molto duro, ma sul pallone D'Arrigo, Cotomarchio, gran giocata, e poi dell'aria si tocca secondo me la zona inguinale, quindi forse piccolo problema muscolare, sembra molto dolorante, forse quel tipo di movimento lì di Tomarchio l'ha un po' fregato perché ha fatto un movimento, un aggancio a seguire. Adesso si sta giocando molto molto poco in questi ultimi minuti. E qui sicuramente ci sarà un cambio perché la Barbera è pronto a subentrare e quindi la Barbera si metterà centrale chiaramente. Poi vediamo Fuentes e Muro laterali, Mendola lì davanti che sta nel frattempo parlando con Tornatore. È tanto dolorante qui dell'aria. Anche Cantarella si sta nel frattempo riscaldando, lato catanese chiaramente. Infatti viene accompagnato fuori anche con l'aiuto dello staff. Applausi per Dell'Aria che sicuramente ha terminato qui la sua sicuramente partita, chissà che non sia la sua stagione. Ricordiamo che il Mistral avrebbe bisogno di quantomeno un pareggio per passare al turno successivo, perché se dovesse pareggiare poi si andrebbe ai tempi supplementari e in caso di parità ulteriore supplementari si andrebbe al turno successivo, in quanto meglio classificata rispetto alla Cireale. Ricordiamo il Trago Cireale quinto posto, 36 punti, 39 terzo posto invece per il Mistral. Fuentes per la Barbera, tocco, Mendola vuole girarsi, Mendola in mezzo a due col tacco, la Barbera liberato Muro contro Tomarchio, palla che passa per un istante, Marletta la fa addirittura toccare sul tetto. Di Liberto centralmente, Mendola sbaglia tutto, poi D'Arrigo poteva anche calciare, non se l'è sentita, poi il tacco ottimo per Tomarchio, ancora una volta velocissimo, poi Fuentes fa un volo, Tomarchio si continua, Fuentes, Tornatore, cosa ha preso? Se n'era costruita benissimo qui il Mistral. La Barbera potrebbe calciare, vediamo, la Barbera, deviazione, però ancora una volta che parata comunque di Tornatore, mamma mia che portiere. Del calcio d'angolo con la Barbera che batterà, ma dietro ci sono sia Fuentes che Mendola, ma infatti da Fuentes, poi Muro molto molto male qui, devi accendersi Muro perché lui è l'uomo più importante. Marletta, grande aggancio col sinistro, poi lo Mura, infatti il numero 8 adesso si autolancia Muro che adesso sembra essersi acceso, poi Murato ancora, mette dentro, direzione, forse no. Tempo Di Maria forse per Muro. D'Arrigo, tacco, Tosto, D'Arrigo, 1-2 per liberare la velocità di Marletta, anzi no, di
di Tosto era in quel caso, andò fuori Muro dentro Di Maria infatti. Vediamo quanto dura il riposo di Muro, perché solitamente dura praticamente 20-30 secondi, poi rientra. Effettivamente, guardando i numeri, guardando anche le partite, Muro è un giocatore incredibile. Tornatore, palla lunga. Poi la torre, credo per Mendola, che infatti fa un cenno di ok. Ultimazione probabilmente per il numero 27 di Liberto. Di Maria, Mendola fa sportellate e poi cambio con la torre. Di Maria, la Barbera di prima, gran giocata, adesso Fuentes va sul destro, finta contro finta, Fuentes ancora sul mancino, scivola da Rigo, la tiene ancora lì, gran giocata di Fuentes che cerca uno spiraglio ma al momento sembra quasi non esserci. Fuentes lo trova adesso, la torre, Fuentes! Ma cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto Fuentes e la torre? Chiaramente Tornatore da lì non può mai prendere questa palla. Dove l'ha messa Fuentes, però il lavoro ancora una volta di La Torre, che fa 2 gol e un assist. Mamma mia che giocatore La Torre. Longo adesso in questo momento, con questo risultato passerebbe, o meglio si andrebbe ai tempi supplementari. Tanto la Barbera salta, Vedovelli vuole un altro tunnel, questo forse un po' troppo. Tornatore, adesso c'è paura per la Cireale. Di Maria contro Carli, poi la torre. D'Arrigo, Vedovelli, arriva Fuentes a pressarlo. D'Arrigo, pressione di La Torre, ruba il pallone ancora La Torre, può calciare, scivola invece. Nel momento migliore, stava credo passando il pallone a Fuentes. Carli, palla centrale, Vedovelli, iniziano i fischi a parte del Nissan. Vedovelli ancora una volta, voleva lanciarsi, non ci riesce. La Barbera. Tornatore non ha veramente colpe sui gol subiti. Vedovelli, gran palla, Longo va sul destro, cerca di trovare una giocata solitaria, chiude però Fuentes che è entrato molto molto bene. Si va dietro, poi conclusione d'Arrigo, viene murata ancora una volta, può calciare, apertura per Carli che non la prende benissimo. Adesso come abbiamo visto più volte in questa partita, quando segna il Mistral poi inizia l'assedio del Drago Cireale. Si fa da Tornatore, vediamo se per una conclusione, ma sembrava molto lontano. D'Arrigo, secondo me insieme alla Torre è il migliore in campo della partita. Carli va subito giù con la Barbera, poi perde il possesso di Libertà lontana. Rischia un po' perché poteva starci forse il calcio di punizione. Carli, il tocco, la Barbera come un treno praticamente, vuole rispondere tutti. Che magia di Tommaso La Barbera, giallo anche per Longo. E poi fuori La Barbera, dentro Muro con Fuentes che fa il centrale, perché vediamo Mister Isgro dire a Fuentes vai indietro, e infatti fa proprio questo Fuentes.
comunque tra Di Maria e Fuentes entrambi possono fare il centrale, quindi insomma credo che si scambieranno un po'. Chiaramente non ci sono ruoli predefiniti, si gira tutti. Muro, mezza a due, non passa, poi Di Maria che con un pizzico di fortuna, poi palla che rimane lì. E Di Maria dice a Muro, dammela prima questa palla. Tocco centrale, tacco di Longo, poi Fuentes di Liberto con l'esterno rischia tanto, forse era meglio toccarla con il mancino questa palla. Di Maria, Fuentes, finta contro finta, si appoggia a Di Maria, allarga il gioco verso Muro, deve accendersi il numero 8 che però se la porta fuori. D'Arrigo, palla alta di Liberto, se la ritrova lì dopo un gran lavoro contro Longo. Di Liberto può calciare, Di Liberto! Tantissima potenza, poca precisione per il portiere. Vedoveli, tocco verso D'Arrigo, pressione alta di La Torre, come sempre molto silenzioso, va a prendersi sempre questi palloni. Di Maria, Muro, Fuentes contro Vedoveli. Muro, Di Maria, Muro ancora. Di Maria ancora, Fuentes contro D'Arrigo. Il centrale per ora è Vedoveli che si sta prendendo La Torre. Muro va sul sinistro, Muro in mezzo! Questa è una grande idea di Muro. Bastava una piccola deviazione. Nel frattempo Musumeci è in panchina, si è alzato. E intanto l'altro Musumeci, ovvero Luigi Musumeci, ma Gaetano Musumeci, il capitano, si è alzato, però si è alzato anche in realtà nel primo tempo, forse per gli ultimissimi minuti. Tanto Vedoveli, gran magia sulla Torre, Vedoveli ancora La Torre, che recupero pazzesco, e si riparte con Di Maria a 1000. Di Maria dribbling, non riuscito, D'Arrigo e poi La Torre, non si passa. La Barbera di Liberto, D'Arrigo, tutto solo Longo di ritorno, D'Arrigo ancora, e la chiude, credo Di Maria. Musumeci con Muro che diceva cambio, poi il tacco, palla che rimane lì Musumeci e La Torre ancora una volta, poi giallo per Muro intanto. Intromendola per La Torre intanto. Musumeci lascia a D'Arrigo e poi Tornatore, avanza il portiere, c'è largo, Musumeci va centralmente, questo Muro prende la palla, vediamo se parte, sprint al numero 8, Muro, Musumeci fa un gran lavoro, poi Muro se la va a riprendere questa palla con Astuzia che forse subisce fallo, dove forse, e poi time out. Piccolo momento di break quando mancano 6 minuti, la possibilità di andare supplementare è veramente tanto ampia. Piccolissimo momento di pausa questo match tra Mistral e Drago Accireale 3-3, ma che bella partita, insomma non ci stiamo annoiando, questo è sicuro.
Poi si torna in campo, c'è Tomarchio come cambio, Tomarchio, D'Arrigo, Marletta e Musumeci. Tanto Mendola la difende, Mendola, palla che passa, Muro! E fa fortissimo, ma non basta per bucare la porta. Questo è un quintetto molto rapido per la Cireale, che sicuramente vorrà puntare maggiormente la difesa, perché effettivamente è complice anche gli infortuni dell'aria, i cambi là dietro non sono tanti. Mendola col mancino viene ribattuto, Marletta, Muro blocca di Liberto, ma era involontario il passaggio. Mendola, spalla alla porta, Di Maria addosso a Musumeci, poi palla che rimbalza, Muro lo calcola bene, Di Maria dietro da Di Liberto che allontana, intervento dal collega Tornatore. Musumeci, finta, va sul mancino, fermato. Si va in calcio d'angolo, quindi. Quando mancano 5 minuti 08, quindi 5 minuti e 8 secondi, 3 falli per il Mistral. Intanto, ancora una volta, importante questa palla messa in mezzo da Tomarchio, l'ha deviata benissimo Di Liberto, in spaccata, come sempre molto molto utile il suo lavoro. Musumeci la tocca a Muro, poi calcola bene il rimbalzo e decide di prendersi la rimessa laterale. Tomarchio, Tornatore, partono i fischi anche del pubblico di casa, fischi di paura, di prima a liberare uno spiraglio gigantesco per Musumeci che becca il palo, del secondo della partita, non personale ma della squadra. Intanto D'Arrigo super su Muro, si tocca la caviglia. Bisogna rendere meno scivoloso quella parte. Quasi un time out aggiuntivo, possiamo dire qua. Di Maria, Mendola non trova questo pallone, era effettivamente un passaggio non perfetto. Marletta, tacco dietro di D'Arrigo, poi la tiene lì come può Musumeci e poi pallano mezzo sul Tornatore. Tomarchio, Musumeci, se va sul sinistro, vediamo, lo cerca. Voleva una direzione, però non c'è stata, quindi Di Liberto. Di Maria, Muro, palla lunga di petto D'Arrigo, non perfetto questa volta, poi Mendola tiene saggiamente in suo possesso con una rimessa laterale quando mancano 4 minuti di gioco. Di Maria va dietro da Thomas La Barbera che deve puntare l'uomo, vediamo La Barbera adesso sinistro, sceglie invece di appoggiarsi, Muro lo prova lui con la punta. Marletta, c'è l'inserimento di Musumeci, va D'Arrigo invece è lungo per una volta dittamente da Di Liberto, adesso continua il mister all'azione l'assedio, va lunghissimo con Mendola, poi si continua e fallo di Mendola sul Tornatore. E ancora una volta l'ingresso dello staff medico, credo.
Mendola non è d'accordissimo, dice io fallo non l'ho fatto. Intanto Tornatore si è ripreso, fortunatamente tutto bene. Tempo La Torre è pronto a rientrare in campo, credo per Mendola, a meno che il Mistral non voglia mettere un attaccante in più al posto magari di un laterale, quindi forse fare un po' il doppio centrale, il doppio attaccante, il doppio pivot. Però, vediamo. Il buco difensivo Musumeci col destro si è chiuso, secondo me aveva lo spazio a sinistra, invece si è chiuso andando un po' sul destro. Intanto dentro La Torre, fuori Mendola, dicevamo, cambio ormai classico per La Torre. Ricordiamo 2 gol e un assist, partita straordinaria. Partito Darrego di Riberto dall'incrocio dei pali, però si è fatto forse anche male. Forse crampi. E però time out chiamato dalla Cireale, dunque ne approfitta per riposarsi un po' anche questi 60 secondi, ma soprattutto per cercare di un po' rimescolare secondo me le carte. Adesso ci sarà qualche cambio anche lato Mistral, perché ricordiamo ancora, ad esempio Orlando non è entrato in partita. Secondo me potrebbe essere una soluzione. C'è anche Fuentes che infatti ora si è levato la pettorina ed è entrato al posto di Barbera, e quindi si gioca con Fuentes, Di Maria, Murò, La Torre e Di Liberto. D'altro lato è rientrato Longo, è uscito invece Tomarchio, c'è anche Cantarella. Cantarella vediamo al posto di chi, perché Marletta è in campo, va dietro Darrigo per Musumeci, che palla lunga rovesciata, poi stava facendo qualcosa di incredibile qui Marletta, che giocatore comunque anche lui. Di Maria, il tocco, poi La Torre viene chiuso all'ultimo. Darrigo mette controtempo anche Di Maria, adesso Longo, Cantarella deve puntare l'uomo, salta La Torre, poi scivolata ancora, e l'intensità che mette La Torre è sempre incredibile, perché all'inizio lo superi ma poi lui ritorna comunque, quindi praticamente non lo salti mai. Ma la conclusione è Cantarella, mentre La Torre è pronta a pressare, poi torna Torre direttamente da Di Liberto, passaggio tra portieri, dunque Murò contro Cantarella, Murò si ferma, sterzata, guarda i compagni, Di Maria, adesso Fuentes con l'esterno, vuole questa apertura giusta secondo me, però forse Di Maria si è fermato leggermente prima, non ha creduto nella sua velocità secondo me, perché la palla di Fuentes era comunque corretta. Cantarella guarda negli occhi Murò, che infatti va subito dietro. Darrigo, Marletta, sempre molto molto utile, uno come lui secondo me non dovrebbe uscire praticamente mai, perché l'intensità che mette in campo è sempre tanto tanto importante, e quando lui è in campo c'è sempre qualcosa di pericoloso, al di là del gol fatto chiaramente. Tornatore avanza un po' come sempre a centrocampo, non c'è uno spiraglio centrale, va da Marletta, Darrigo rischia un po' sopra segni da Torre, riesce comunque a servire Cantarella, c'è uno spazio, Marletta sbaglia l'aggancio,
forse primo vero errore della partita. Di Maria, La Torre, Muro con il dribbling non riesce, con Longo che un po' si arrabbia perché voleva prendere questa palla e conquistarla e ripartire, secondo me. Fuentes e Muro, palla di ritorno, Fuentes cerca di andare un po' troppo largo, un po' troppo sull'esterno, viene fermato però dall'ottimo lavoro difensivo da parte di Cantarella, che qui va a battere anche la rimessa. Solita palla lunga di D'Arrigo, poi Longo con Di Liberto che la fa sua. Muro deve ripartire, Muro sul siso, Muro! Chiuso da ancora una volta, indovinate, proprio lui D'Arrigo, che partita per il 25. E sarà quindi calcio d'angolo con lo stesso Muro pronto a battere, ma guardiamo anche le posizioni di Di Maria e Fuentes, ma credo più Di Maria, invece lui no, ci vuole fregare un po' Muro con questa battuta forte sul primo palo, però Tornatore era lì presente nonostante ci fosse anche la figura di Cantarella. Muro questa volta scucchiaiata per Di Maria che mette un aggancio super e poi cerca anche una volée, palla che da qui sembrava di poco ma forse credo sia uscita un po' di più. D'Arrigo centralmente per Longo, c'è lo scatto di Cantarella, Muro si mette davanti, non lo vuole fare passare, non c'è fallo, Longo, palla di D'Arrigo, il velo per Marletta e come sempre anche La Torre pronto ad intervenire quando mancano 51 secondi, poi la conclusione mancina, non irresistibile di Longo. Andiamo diretti quasi verso i tempi supplementari, 3-3 risultato al momento. Muro alza la palla, La Torre, aggancio come sempre super, in mezzo a due è complicato ma lui quasi la tiene, Marletta l'appoggio, Cantarella deviazione e Di Liberto adesso deve lanciare, lo fa subito quasi come se fosse a bowling. E poi Fuentes con Marletta che va di tutto a bloccare la palla, insomma. La Torre, Muro si cerca la sua giocata, Muro va sul destro, può calciare, Tornatore quando mancano 20 secondi non vuole perdere tempo il mister, forse un po' sì la Cireale secondo me. Adesso 12 secondi, Marletta si è fatto male, si tocca la caviglia, forse c'è bisogno di un cambio, però credo che il mister voglia giocare subito, perché ricordiamo mancano 12 secondi, poi eventualmente saranno tempi supplementari, 2 tempi da 5, in caso di ulteriore parità sarebbe il mister comunque a passare, perché il computo totale di 0-0, 3-3 e dunque parità, quindi sarebbe eventualmente un passaggio del turno comunque in ogni caso, però ricordiamo vanno fatti i primi supplementari, intanto dentro Carli e poi però il tempo scorre e quindi si andati supplementari, non vuole rischiare un ulteriore attacco il mister, e dunque noi andiamo ai tempi supplementari, non ne stacchiamo la diretta, chiaramente rimaniamo sempre qui connessi perché vi ricordo che solo qui in esclusiva il primo tempo supplementare della sfida dopo
Siamo tornati live intanto per commentare il primo tempo supplementare, 5 minuti. Vediamo pure che non vanno resettati i falli nel frattempo gioco, quinto di movimento per la Cireale, e dunque Vedoveli, è entrato in campo anche Musumeci, il capitano. Lo vediamo adesso per la prima volta questo pomeriggio. Il quinto uomo al momento stanno facendo Longo, che allarga il gioco da Marletta. Longo, Musumeci, Longo, Marletta, c'è Darico in mezzo, Vedoveli dall'altra parte, Longo ancora, lo deve difendere il Mistral che al momento ha il tempo dalla propria parte, chiaramente. Musumeci, finta contro finta, allarga verso Vedoveli che può calciare, vediamo, finta ancora. Musumeci, Longo, lo difende per ora Murò, Di Maria, la Barbera, la Torre, D'Arrigo, Longo, non c'è uno spiraglio però. Trova adesso Vedoveli e poi la paratissima come sempre di Diliberto che poi esulta quasi come se avesse fatto gol. Si batte il calcio d'angolo rapidamente. Musumeci trova lo spiraglio verso Vedoveli, Musumeci vediamo se calcia, no perché sbaglia l'aggancio e poi il tornatore va in porta e Musumeci esce invece per Tosto, quindi Musumeci giocherà secondo me solo durante il quinto. Il suo posizionamento, la sua bravura dal punto di vista tattico verrà utilizzata in tal senso. Forse ancora non è tornato benissimo dall'infortunio. Di Maria batte rimessa laterale con l'esterno, si appoggia da Murò, c'è Diliberto che dà come sempre un appoggio interessante. Diliberto alza, questa volta però non è un pallone alla Diliberto, solitamente trova delle traiettorie molto migliori. Marletta, D'Arrigo alza il pallone, anche lui non è preciso, forse adesso un po' di stanchezza. Fuentes, Di Maria, Murò, palla che passa la Torre, 1-2, Murò ancora con la punta, fallo di Marletta che non è d'accordo, cartellino giallo. Ed è quarto fallo. (4-2) il computo dei falli, ricordiamo può farne un altro, diciamo, senza andare troppo nelle problematiche la Cireale. Poi chiaramente sarebbe tiro libero. Quindi Di Maria ma anche Murò, ma chissà che non calci Murò, infatti va proprio lui con la potenza addosso, poi Mendola, palla che rimbalza di testa, D'Arrigo forse con un braccio, no, fuori intanto Mendola per la Torre. Ci sono cambi veramente adesso volanti, come si vuol dire, perché effettivamente vediamo un giocatore entrare quasi per un'azione per uscire. Murò alza la palla, regalata però a Tornatore. Fa lungo, si addormenta un po' qui la Torre. Diliberto mette rimessa laterale con Tosto, voleva battere rapidamente. C'è tutto solo Vedoveli, si gioca il quinto, è rientrato in campo Longo, però non Musumeci. D'Arrigo, lo scorso anno in A2, quest'anno stagione super, allarga per Longo, secondo palla, la palla rimane lì e Diliberto la blocca, poi fa cercare la porta, ma il suo equilibrio non era dei migliori.
Vedoveli, Marletta, palla di ritorno geniale che rimbalza in campo, Vedoveli ancora fermato, la torre, c'è con giallo. Poi quinto fallo, adesso dal prossimo saranno tutti tiri liberi e vediamo se effettivamente ci sarà questa possibilità per il Mistral. Quindi secondo me poi Muro sarà uno degli interessati per questi calci, questi tiri liberi chiaramente. Intanto magia di La Torre, con una volta Tornatore scivolata. Che partita comunque di La Torre, mamma mia. 2 gol e un assist, una partita impressionante. Batte col destro, non nel suo piede, ma va bene lo stesso il calcio d'angolo. Poi Fuentes, ruleta, guarda negli occhi l'avversario, Fuentes ancora va sul destro, viene un po' murato. Fuentes ancora destro-sinistro, sceglie il destro, cerca invece un passaggio in mezzo, quando manca 1 minuto e 49 anzi, alla fine del primo tempo supplementare. Vediamo se ci sarà un tiro libero o forse magari nella seconda frazione, vedremo. Muro, Fuentes di prima, Vedoveli la tocca, poi Muro. Secondo me un giocatore come Muro adesso deve puntare tanto, perché lì o salta l'uomo o gli fanno il fallo. Vedi Liberto. Intanto riecco in campo Mendola per Di Maria, quindi si gioca con un doppio pivot praticamente. Vedoveli scambia con Longo, si complica un po' la vita che l'allontana la palla. Poi in una fretta di battere il Mistral, lo fa adesso Muro. Nel frattempo Mystery Gross sta parlando con la Barbera e credo possa essere il prossimo cambio, credo per o La Torre o Mendola. Rigor di logica, La Torre ancora una volta, magia! E poi Tornatore mette ancora una volta la mano. E infatti fuori Mendola, dentro la Barbera. Ma insomma i cambi li abbiamo capiti un po' come sono. Se il calcio d'angolo però non c'è fretta di battere, dicevamo, perché effettivamente il risultato al momento sta sorridendo comunque al Mistral. La Barbera si prende tutti i secondi a sua disposizione, ricordiamo il tempo è fermo, però comunque spezzare il gioco è sempre un qualcosa che può dare aiuto. Poi battuta forte di Muro. E va lungo di Liberto di testa. Vedoveli, Longo, Vedoveli, tosto, Vedoveli ancora, vediamo se calcia, invita Longo a farlo, invece lui vuole un passaggio, Vedoveli ancora libera da Arrigo, palla su Tosto e in campo, e poi si continua esterno, 25 secondi, Vedoveli ha guardato il tempo, da Arrigo, destro-sinistro, Tosto ancora mette dentro. Campo però è finito. Mentre in campo Tornatore di Liberto fa praticamente un cross, quasi. Mancano 14 secondi alla fine del primo tempo supplementare, poi ricordiamo altri 5 minuti e poi finirà la partita. Tornatore va lunghissimo, un muro di testa perfetto. D'Arrigo alza le braccia, Vedoveli, la finta sulla Torre, vediamo se calcia, non lo fa, D'Arrigo va in mezzo, allontana Fuentes che poi sutta con un gol, manca un secondo, mi sa che non c'è nemmeno il tempo di calciare in porta e infatti si va al secondo tempo supplementare.
come sempre vi ricordiamo di non disconnettervi, perché qui si continua ancora a giocare, qui ci sarà il secondo tempo. E ve l'avevamo promesso, siamo tornati per questo secondo tempo supplementare. Il Mistral contro Dragaci Reale, Muro alza il pallone, La Torre con il petto, aggancia come sempre meravigliosamente La Torre, poi Di Maria non riesce a calciare a rimorchio. E dunque vediamo le formazioni adesso, i quintetti dovrebbero essere sempre gli stessi, ovvero Tornatore in porta, D'Arrigo, vediamo Longo che è tornato quindi a fare il pivot, Vedoveli e Tosto invece i laterali, poi La Torre fa fallo su D'Arrigo. Giallo per Covito e giallo anche per Isgro. Invece Mistral con La Torre, Di Maria, Murò, La Barbera e Di Liberto. Mancano 4:43, poi finirà la partita. Vediamo se sta riscaldando Musumeci, Luigi però. In realtà anche Gaetano Musumeci, però sembra Luigi quello pronto ad entrare secondo me, perché sta facendo un riscaldamento un po' più attivo. Quindi fuori Tornatore, intanto dentro Marletta, pallone il quinto. D'Arrigo, Tosto, D'Arrigo, si torna dietro ancora, c'è uno spiraglio Longo, Marletta, secondo palo di Liberto, cosa ha preso? Impressionante, ma rilancio di Tony La Barbera, però qua di Liberto secondo me ha messo un punto esclamativo incredibile. Longo, 1-2 che non si chiude, lo fa adesso, c'è spazio, Longo di Liberto ancora, come l'ha presa, poi La Barbera il dribbling, allarga per La Torre, la controlla La Torre, le finta ancora La Torre, per Muro, che non trova la porta, e forse Crampi. Qui è andato veramente vicinissimo, anche di Liberto è andato e giù però, e Muro credo Crampi, vediamo se c'è qualche cambio perché è pronto a rientrare credo Fuentes. No, si è ripreso Muro fortunatamente. Tornatore col pallone tra le braccia, Di Liberto si sta rialzando, aiutato sia da La Barbera che dal direttore di gara. Longo, La Barbera con gran lavoro ancora, D'Arrigo, Simone, all'imbucata, tocco dietro, Simone,
D'Arrigo, apertura tosto per Marletta, Di Liberto chiude ancora una volta il primo palo. Longo, D'Arrigo, se calciano, c'è con imbucata, palla che non passa, poi la Torre, guarda la porta col destro, la Torre, palla fuori. E penetra in campo anche di Tornatore. Longo, D'Arrigo, 1-2, gran palla, D'Arrigo ancora, D'Arrigo, infermami, D'Arrigo! E non trova la porta, veramente quei 16 centimetri, ma ha fatto una giocata impressionante. Qui forse nemmeno Di Liberto l'avrebbe presa, se fosse stato in porta. Di Liberto va a lungo, Mendola mette giù una palla complicata, D'Arrigo fa un gran lavoro, poi che rimane lì, Muro non ci arriva. Longo, tosto, deve ripartire la Cireale, doppio passo, sceglie l'interno, tosto, bella idea per Vadoveli, Di Liberto! Ma cosa ha preso Di Liberto? E qui veramente, forse una cena almeno la meriterebbe Di Liberto, insomma i compagni gliela devono offrire, mi sa. Poi vediamo come andrà il risultato, però insomma, dopo questa parata sicuramente ci saranno i presupposti eventualmente. E avanza sul secondo palo, sbuca come un fantasma. Poi Di Liberto va a lungo, Muro non la riesce a controllare, è una palla molto difficile questa. Mancano 2:40. Marletta, D'Arrigo, insieme alla Torre, migliore in campo secondo me. Longo, D'Arrigo, tosto, D'Arrigo, qui Mister Isgro sta controllando tutti quasi come se avesse un joystick. Longo per la palla sul secondo palo, si varia il palo, poi Di Liberto che cerca la porta, rischiando tanto perché era in mezzo a 3 avversari. Personalità, però forse un po' troppa di Liberto qui, perché ci sta il tiro, però mettere la palla giù in mezzo a 3 è un po' rischioso, diciamo. D'Arrigo, alla centrale la conclusione di Tosto, murata da Di Maria. Va Marletta, va dietro la Torre così la tocca, D'Arrigo. Passa il tempo, scorre il cronometro. Tosto, tutto solo, mette dentro Marletta, poi Di Liberto, va a lungo Di Liberto! E qui forse la chiude Di Liberto. Allora, dicevamo tra i migliori in campo sicuramente è stato giallo per Di Liberto, diciamo la Torre, diciamo D'Arrigo, però Di Liberto va messo nei 3 migliori in campo, forse addirittura scavalca D'Arrigo e la Torre, perché il gol è veramente tanto importante. Ma al di là di questo, comunque, partita con nei tempi supplementari ha fatto almeno 3 parate decisive, che più decisive di così non si può. Adesso mancano 1 minuto e 30 secondi, 90 secondi alla fine dunque. D'Arrigo centrale, Marletta va giù. D'Arrigo con l'esterno, la controlla, poi Longo non calcia bene. Anzi no, deviazione, sembrava in realtà da qui. Infatti pure Marletta è andato indietro perché non pensava ci fosse stata una deviazione. Marletta di prima, Longo va sul mancino, la Barbera fa fallo. Mancano 67 secondi alla fine della partita, siamo veramente agli sgoccioli. Calcio d'angolo, sì.
Stiamo entrando nell'ultimo giro dell'orologio. D'Arrigo. E conclusione di Maria, ribatte la Torre, non trova la porta. Ha fatto bene a provarci la Torre, anche se forse tenere la palla in questi momenti è la scelta migliore. D'Arrigo centrale, Cantarella, la controlla, viene fermato. Si continua, tosto, c'è sempre D'Arrigo come vertice basso, costruttore delle occasioni, Cantarella, secondo palo, palla che era passata, e poi si immola Di Maria per la patria di Liberto, si continua, D'Arrigo ancora super, è rimasta a terra Di Maria, D'Arrigo la mette dentro l'appoggio, tosto di Liberto, la blocca pure, e poi calcia anche verso la porta, con la parata col petto, mancano 20 secondi, 18 secondi, è stata messa la palla fuori poi intanto da Marletta. Di ancora giù. Sta rialzando Di Maria. No, non si sta rialzando Di Maria, sembrava di sì, ma ed entra in campo Fuentes. Negli ultimi 16 secondi di gioco. Dentro anche Mendola per la Torre intanto. Speriamo che sia tutto ok per Di Maria. Mendola restituisce il pallone quando mancano 14 secondi alla fine e poi sarà Mistral al turno successivo. Cantarella, Longo, sì, adesso il pubblico inizia anche a rumoreggiare perché vorrebbe il fischio. E l'ultima azione va sul mancino, viene fermato e finisce anche la partita. Vittoria per il Mistral che batte il Drago Acireale con il risultato di 4-3. Partita bellissima con il Mistral che approda al turno successivo. Come sempre noi vi ringraziamo per averci avuto compagnia. Da Marco Centuso di Sporti Diretto, grazie ancora e alla prossima.